Cari amiche e cari amici, eccoci al nostro appuntamento mensile con gli oggetti della Penteller Museum. Siamo ancora una volta nella medesima stanza delle ultime puntate di questi nostri incontri ricorrenti, la stanza cosiddetta del pensare, dove abbiamo avuto già modo di parlare per esempio delle macchine da scrivere, delle calcolatrici e di tanti altri oggetti. Oggi parleremo delle macchine fotografiche che, come voi sapete, hanno avuto una grandissima evoluzione nel corso degli anni. Per esempio noi abbiamo in questo box tutte delle macchine fotografiche analogiche, come si dice, perché funzionano ancora con la pellicola, e sono macchine fotografiche professionali di altissima qualità. Sono le macchine fotografiche che usavano, ma usano tuttora ancora oggi i fotografi se vogliono eseguire delle immagini di altissima qualità. Per poterlo fare è necessario che la macchina fotografica possa avere quello che hai detto, un'ottica mobile, cioè la possibilità di poter cambiare gli obiettivi a seconda del tipo di foto che si vuole fare. Per esempio questo è un teleobiettivo per poter fotografare oggetti che sono molto lontani. Vengono usati per esempio in montagna per fare foto naturalistiche e fotografare gli animali. Nel tempo, per l'uso corrente, c'è stata una forte evoluzione tecnologica, per cui la famosa pellicola che veniva inserita nelle macchine fotografiche è stata abbandonata in quanto sono subentrate le macchine digitali, sempre più piccole, che memorizzano le fotografie nelle memorie, proprio come se fossero dei piccoli computer. E qui noi abbiamo tutta una lunga serie di queste macchine e che, come noterete, sono sempre più piccole perché nel tempo c'è stata una tecnologia che è avanzata fino a ridurle veramente con delle dimensioni microscopiche, ma anche queste hanno dato però un addio in quanto sono poi subentrati i cellulari o gli smartphone che tutti noi conosciamo e usiamo, per cui oggi anche con questi strumenti nati per telefonare si possono realizzare delle bellissime fotografie e anche dei filmati. C'è stato un periodo in cui sono venute molto di moda le macchine Polaroid. Queste le ricorderete tutti sicuramente, sono delle macchine fotografiche che permettevano di scattare la foto e vedere immediatamente il risultato, per cui era decisamente un passo avanti nella tecnica fotografica, però come dicevo prima sono state anche loro ben presto soppiantate poi dalle macchine elettroniche. Qui sotto c'è una sezione che a me è particolarmente cara, perché sono macchine fotografiche che partono dalla fine del 1800, come queste macchinette piccolissime, per arrivare fino agli anni 1920-1930. Vi faccio vedere questa macchina fotografica, vedete che ha un soffietto, praticamente questo soffietto poteva essere messo all'interno e la macchina veniva chiusa in modo che non fosse molto ingombrante. Questo che sembra ridicolo in realtà era l'autoscatto, molto semplice e meccanico, in quanto praticamente ruotandolo questo specie di semaforino girava e quando praticamente diventava in basso, la levetta si posizionava in basso, veniva scattata la fotografia. Veramente molto rudimentale, però allora i sistemi erano questi. Ora questa macchina fotografica sono particolarmente legato perché il museo ha tutta una serie di fotografie che sono state scattate proprio da questa macchina fotografica e sono molto interessanti da vedere per poter avere anche una certa idea di come si viveva intorno agli anni 1920. Per cui adesso ve ne faccio vedere qualcheduna. Questi che vi dicevo sono due album di fotografie del 1920.
Sono foto ovviamente tutte in bianco e nero perché il colore nella fotografia è arrivato praticamente dopo la guerra. Sono foto però molto belle perché hanno una risoluzione e un dettaglio molto elevato dovuto alla qualità dell'ottica di quella macchina che vi avevo fatto vedere, che è una Zeiss, quindi era una delle macchine migliori che ci fossero allora in commercio. Qua c'è tutta una lunga serie di fotografie che servono proprio per dare un'idea di come si potesse vivere in quell'epoca e quindi sono molto interessanti. Vediamone qualcheduna in dettaglio. La prima foto che vi voglio far vedere è questo bel ragazzo di 17 anni che è l'autore delle foto. Qui siamo nel 1921. Vediamo che l'ambientazione sul lago Maggiore e sullo sfondo potete notare le famose isole Borromeo. Quando si parla di alternanza scuola-lavoro, qui vediamo degli studenti in visita a una centrale elettrica. I giovani esploratori in quegli anni erano molto attivi, qui li vediamo durante un'escursione su una montagna alle spalle di Intra, sempre sul lago Maggiore. Si trovavano molto spesso e portavano sempre con loro gli stendardi e i segni identificativi del gruppo. Un gruppetto di giovani esploratori sulla neve. Ancora un gruppo di giovani esploratori erano molto attivi nel fare camminate in tutte le stagioni, quindi sia d'estate sia d'inverno sulla neve. Eccoli qui a raggiungere un rifugio di montagna che tra l'altro esiste tuttora. Qui vediamo i giovani esploratori che sono in trasferta a Genova durante un congresso eucaristico, che erano delle manifestazioni religiose molto importanti e molto sentite, per cui confluivano da tutta Italia questi gruppi. Qui siamo nel 1923. Un gruppetto di amici in gita, vedete l'eleganza con la quale si spostavano, giacche, cravatte e papillon. Una gita sulla neve con degli sci che erano poco più che i 2 assi di legno, perché a volte venivano anche costruiti nella propria abitazione. Un gruppetto di fanciulle in gita, ancora non si usavano per le donne i pantaloni, ma andavano in gita sempre con le gonne. Gruppetto di amici molto allegri che si arrampicano addirittura su un campaniletto per fare la foto ricordo. La nota caratteristica di queste gite era sempre l'allegria, era sempre la festa e i canti immancabili. Ancora qui vediamo un gruppo di uomini e donne, come vi dicevo le donne sono sempre in gonna e gli uomini sempre in giacca e cravatta, pur andando in montagna. Le gite erano sempre molto numerose, partecipavano veramente tantissime persone che andavano a riposarsi camminando all'aperto dopo un'intensa giornata lavorativa che sicuramente superava le 40 ore a quali siamo abituati oggi come oggi. Sia d'estate che d'inverno non era certo la neve che impediva di poter fare queste gite. Qui vediamo i giovani esploratori addirittura in trasferta, era un raduno che si era svolto intorno al 1925 in Francia e avevano partecipato numerosi. Ecco un'intrepida sciatrice, certamente non indossa i cosiddetti indumenti tecnici di oggi e questi ragazzotti invece addirittura fanno i bulli come scritto nella didascalia e sciano a torso nudo.
Come dicevo prima, le gite erano sempre molto numerose, erano gruppi di amici o di conoscenti che si ritrovavano in gruppi sempre molto numerosi. La didascalia dice dolce far niente, perché dopo una passeggiata era anche bello sdraiarsi sul prato. A fine giornata era molto bello trovarsi poi in un'osteria per ritrovarsi tutti assieme e festeggiare magari con delle libagioni e degli allegri canti l'allegra giornata che era stata trascorsa assieme. Carissime amiche e carissimi amici, spero che questo tuffo nel passato che abbiamo fatto sfogliando questo album fotografico sia stato di vostro gradimento. Nell'augurarvi un bel periodo estivo, ci rivediamo alla prossima puntata. Arrivederci.